Bentrovati, questo è un nuovo appuntamento di Die Pro Die e noi siamo qui per seguire il Giro d'Italia. Siamo alla Marmorata per l'esattezza, a pochi chilometri da Santa Teresa di Gallura. Andremo a scoprire che cosa sta succedendo e andiamo a parlare anche con grandi protagonisti come per esempio un grande Simoni. Ciao Sven, voi arrivate dalla Germania, vorrei chiederti tante cose in tedesco, però ti dico la verità, io col tedesco non è che ci marci tanto bene, però so che parli italiano. Che sta succedendo per la vostra squadra quest'oggi? Ja, questa squadra in Sardegna molto bene, sto contenta con il sole, con la isla e contenta oggi con il cronometro. Un poco va bene, però non molto bene, sto così. Ti piace la Sardegna? Sí, claro, está una isla muy buena, está contento aquí con el tiempo aquí y también con los hoteles, está molto bene. Ci mancherebbe altro. Sman, senti, di la verità, meglio la Sardegna della Germania, eh? Sicuro, está, en tedesco siempre está frío y como la mentalidad y aquí está el sol. Habla un poquito de español, un poquito de italiano. Y sí, claro, español claro. Perfectamente, pero italiano solo piccolo. Muy bien. Escúchame, allora, por los amigos della nostra televisione 5 Stelle, in tedesco, saluta tutti, in tedesco vero? In tedesco? Okay. An alle italienischen Freunde vom Giro d'Italia, herzliche Grüße vom T-Mobile Team. Dankeschön. 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 Ciao. J'espérais pouvoir un jour communiquer avec aisance, mais hier j'ai failli me faire pécho par des fachos qui voulaient me técher à cause de la couleur de ma peau. Mais quand les gens penseront-ils à placer l'intelligence au-dessus des apparences? Un rêve. Siamo con Mauro Giannetti che è il team manager della Sunye Duval. Sì, buonasera. Buonasera a voi, come va questa giornata di Giro d'Italia? Va bene, noi ci siamo difesi, Gilberto ha fatto una buona prova, tutti i ragazzi hanno dato il meglio di sé, ci sono state squadre più forti di noi, lo accettiamo. Certo, ma come pensate che poi andrà questo Giro d'Italia? C'è qualcuno più amato, qualcuno più... No, ma tanto il Giro d'Italia è lungo, duro, difficile, ci saranno molte tappe, molte salite, per cui ormai i conti si faranno a Milano fra 3 settimane, l'importante è giorno per giorno dare il massimo, cercare di non perdere la concentrazione in nessun momento e soprattutto di non perdere la serenità. Cosa significa per la Sunye Duval essere in una così importante manifestazione come il Giro d'Italia e poi comunque anche con un grande Simoni? Ma intanto è sempre un'emozione partecipare al Giro d'Italia, penso che anche per Sunye Duval come azienda è importante mostrare il logo, mostrare il nome, far vedere al mondo che è una società seria che si impegna come si impegnano i ciclisti per questo Giro d'Italia, per cui credo che sarà una grande soddisfazione per noi come squadra ciclistica e come Sunye Duval come società, per il loro marchio, per i loro prodotti, poter così essere protagonisti in questo Giro d'Italia, perché sono convinto che con Gilberto Simoni e Riccardo Ricò saremo protagonisti. Siamo in compagnia di Gilberto Simoni, grande campione, buonasera, ben trovati in Sardegna. Sì, buonasera a tutti. Come va sto Giro d'Italia? Ma sai, l'importante, almeno per quello che mi riguarda, era partire, perché la tappa di Maddalena è una tappa molto difficile, dura, e non ho mai fatto un prologo così intenso e va bene, dai, penso che si poteva far meglio, ma si può far meglio ancora. Quindi c'è ancora da fare tanto comunque. Sì, siamo all'inizio, credo che il giro alla fine deve ancora partire. Cosa significa per lei ancora un altro Giro d'Italia, rimettersi in gioco, riprendere un po' tutto da zero, perché poi ogni gara è sempre un riprendere da zero? Sì, di fatto sto cercando di pensare che questo è come un primo Giro d'Italia, proprio per
per cancellare esperienza, andare un po' all'avventura, perché alla fine ci vuole un'avventura, ci vuole il coraggio per essere qui con 200 concorrenti e cercare di batterli tutti. Lei al suo fianco ha il signor Mauro Micheletti, che comunque è protagonista per quanto riguarda poi lo sponsor per il Centro Nord Sardegna. Cosa significa comunque avere uno sponsor così importante per lei? Ma Saunier Duval e Prodir ugualmente sono il nostro sponsor molto importante, ma soprattutto perché anche il Giro d'Italia e in altre manifestazioni ci seguono veramente da vicino. È una cosa che alla fine stimola noi corridori e stimola anche lo sponsor a essere protagonista. Il suo ultimo ricordo dell'ultimo Giro d'Italia? Ma sai, se penso, cerco di pensare buono, insomma, perciò penso all'ultimo Giro che ho vinto e niente. Quello è sicuramente il ricordo più bello, allora. Vabbè, la vittoria sicuramente. Sicuramente, poi penso alla Sardegna perché non è la prima volta che sono qui, ho vinto il campionato italiano in Sardegna tra i dilettanti a Patada, perciò ho un buon ricordo e spero di tornarci in vacanza, che quello è la cosa più bella che si può fare. Grazie, noi la ringraziamo, buon Giro d'Italia. Ok, grazie. Allora, un saluto a tutti gli amici di 5 Stelle e un grande saluto a tutti i miei tifosi. Ciao. An alle italienischen Freunde vom Giro d'Italia, herzliche Grüße vom T-Mobile Team. Dankeschön. La squadra è T-Mobile, abbiamo già parlato con uno dei meccanici, ma siamo qui in compagnia del direttore sportivo che è italiano, quindi si può discutere di ciò che sta succedendo in questo Giro d'Italia. Ma quello che sta succedendo abbiamo appena cominciato, adesso vediamo come andrà avanti. Oggi c'è stato il prologo e adesso vediamo le prossime tappe. La vostra squadra come sta andando in questa prima giornata poi di Giro? Ma noi siamo qui con una squadra abbastanza giovane, non abbiamo ambizioni di classifica, quindi viviamo un po' la giornata. Oggi non è andata benissimo, ci siamo difesi, sapevamo che non avevamo una squadra da poter vincere la cronometro. Vedremo nei prossimi giorni, noi viviamo come ho detto la giornata, cercheremo di vincere una tappa, questo è l'obiettivo della nostra squadra. Così come abbiamo fatto con altri, lo chiedo anche a lei, ma cosa significa poi far parte di un così importante giro che è il Giro d'Italia? Le più grandi corse al mondo lo sanno tutti, il Tour de France, il Giro d'Italia, il Giro di Spagna come corse a tappe, quindi essere già alla partenza del Giro d'Italia, soprattutto per me italiano, è una cosa molto importante e fa piacere di dirigere una squadra così grande. Naturalmente mi farebbe piacere onorare il Giro con una vittoria, però tutti sono qui per vincere, c'è il posto, ci sono 21 vittorie da dividerci e questi sono diciamo che sono gli avvenimenti sportivi più importanti del ciclismo e quindi tutti partono agguerriti per poter far bene e portare alto il nome dello sponsor. Siamo con un'altra delle squadre di questo Giro d'Italia, Michael. Bonsoir Michael, ça va? Ça marche bien? Très bien, oui, ça va. Pour un début, c'est pas très mal, hein. On est sur une île, c'est la Sardaigne, donc moi je connaissais pas les lieux, c'est vraiment sympathique. Siamo anche in compagnia della squadra spagnola, ciao Luis, Ciao. come va? Ma bene, bene. Come è partito questo Giro d'Italia anche per la vostra squadra? Ma penso bene, abbiamo il problema che in questi giorni abbiamo lavorato molto per preparare tutte le biciclette, cronometro e adesso stiamo preparando tutte le bici per la gara di domani.